Oggi ho presentato le dimissioni, sì. Dopo la sfiducia da parte di 9 consiglieri comunali e le dimissioni di parte della giunta, il sindaco di San Martino di Lupari, Corrado Bortot, prende la situazione in mano e decide di rassegnare le proprie dimissioni. Ora l'attesa è di 20 giorni in cui il sindaco potrà ritirarle. Poi toccherà ad un commissario, il secondo in 3 anni, guidare l'amministrazione verso nuove elezioni. Il rischio ora è che si perdano molti soldi, soprattutto quelli del PNRR. I progetti del PNRR che stanno valutando gli altri sindaci del territorio assieme con i parlamentari sono urgentissimi e sono finalizzati a portare risorse che vadano a sanare il danno combinato dalla pandemia, e San Martino di Lupari non potrà farcela perché non c'è un sindaco che può lavorare con questi altri colleghi per portare a casa questi soldi. Inoltre tanto lavoro era stato fatto per l'edilizia privata e c'erano oneri importanti, più di €500.000, 600.000 euro, che dovevano entrare a breve, e ovviamente anche questo sarà tutto bloccato. Sul suo futuro il sindaco Bortot non si esprime, ci confessa di essere andato a cavallo questo fine settimana dopo mesi di impegni quotidiani che l'hanno obbligato a scendere dalla sella. Il suo messaggio per il domani è largo ai giovani. Dopo tanto aspettare, i miei mi hanno detto che diventerò nonno, quindi quello è l'essenziale per me in questo momento qua. La politica, secondo me, guardate, si perde tanto la passione quando succede sta roba qua, ma si perde tanto la passione. E poi uno dice, ma chi me lo fa fare? E poi direi anche largo ai giovani, largo ai giovani. Faccio 62 anni tra un mese, mi sento un pochettino, come dire, ma mettiti da parte, largo ai giovani.